Eccoci qua amici telespettatori, si continua naturalmente con la rubrica dei cuori solitari. Questa sera mi trovo naturalmente al ristorante Trattoria Tipica Aciaramira, appunto per intervistare un cuore solitario. Ve lo presento subito, ciao. Ciao, indelegato Vincenzo. Allora, ripetiamo, ciao. Ciao, indelegato Vincenzo. Ti chiami Indelicato Vincenzo? Sì, Quanti anni c'hai? di 108. 38, e di dove sei? Conrado Curco, 183. Sì, ma dico Contrata Turdo, Curco, Burgo. Sarebbe? Dove si trova? Marsala. A Marsala, quindi sei di Marsala. Di Marsala. Hai 38 anni, abbiamo detto? Sì. Sì. E sei single. Sono scapolo. Sei scapo, sei single. Rilassati, ti vedo un po' Agitato. agitato. Sei emozionato, non ti preoccupare, dai. Allora, Vincenzo abbiamo detto, sì? Sì. Ti chiamo Enzo? Sì, So che gli amici ti va chiamano bene, Enzo. sì. Allora, Enzo, abbiamo detto 38 anni, tu sei in cerca dell'anima gemella. Gemello. Quanto tempo è che sei single? Una pari di anni. Un paio di anni. E 2 anni fa eri fidanzato? No, 4-5 anni. Come 4-5 anni? Un 4-5 anni. Che tu eri fidanzato? Sì. Quindi non è 2 anni che sei single, No. a 4-5 anni. 4-5 anni. E dimmi una cosa, 4-5 anni fa tu ce l'avevi la fidanzata? Sì. A Moccione, però. Eh? A Moccione di Sabato, insomma. Ho capito. E quanto tempo sei rimasto insieme? Un 3-4 mesi. 3-4 mesi. E come mai ti sei lasciato, Enzo? Non ne abbiamo raccolto. Ho capito. Allora, questione di carattere praticamente Sì. diverso, giusto? Sì. Va bene, Enzo. Allora, parliamo di questa ragazza che tu sei intenzionato a conoscere. Come dovrebbe essere? Come la vuoi? Che gusti hai? Bionda. Bionda. Ti piacciono le bionde? Sì, beato che ti monta. Sì. T'ho montato io, beato è cosa mia. Ok. Un tipo scherzoso, c'è da capirlo. Allora, Enzo, abbiamo detto, ti piacciono le bionde? Sì. Che età? Da che età dobbiamo Un cercarle? 32-33 anni. Dai 32 ai 33. Quindi partiamo da una base. Dai 30 va bene? Va bene. Dai 30 fino ad arrivare a A 32, massimo. massima 32. Se viene una ragazza di 35 anni non la vuoi tu? Sì. E allora? Facciamo dai 30 fino ai 40, giusto? No, 40 no. Quando no? Che vecchia. No. Come? 2 anni messo vecchio di me. È chiaro. No, no. L'importante insomma che è donna, o no? Certo, poi se mai vestito. Va bene. Ok. Enzo, Che? stavamo dicendo, dai 30 fino a 108 massimo. 108, cioè superiore alla tua età tu non la vuoi. No. E come mai? Come mai? Ti fa paura? No, è vecchia poi. Ho capito. Cioè tu vuoi la roba giovanile, praticamente. Certo. La donna fresca fresca. Sì. Giusto. Va bene, Enzo, tu lavori? Ogni tanto lavoro muratore. Sempre qui a Marsala. Sempre qui a Marsala. Abiti qui a Marsala? Sì. Abiti per conto tuo? No, come a mamma e a mio papà. Con tua mamma e tuo papà. Va bene. Enzo, dimmi, che gusti hai oltre alle bionde? Cioè, ti piacciono le ragazze che siano magre o anche robustine va bene? Come me, va bene. Come me. Come te? In carne allora? Sì. La vuoi bella in carne? Bella. Non la vuoi magra magra? No. E come mai? Non ti piacciono le No, magre? non mi piace. E come mai? Quando buona a me, Cioè, no? ti piace la carne? Certo. Sei un amante di macelleria, Certo. giusto? Va bene. Come passi il tempo? Bene. Sì, l'ho capito, dico, ma cosa fai dalla mattina alla sera? Allora del lavoro, allora non lavoro. E quando non lavori cosa fai? In giro, In giro dove? a bar, E poi? a bere. Ah, ti piace bere? Sì. Hai questa passione per Sì. Bevi molto? 4 birre, 5 birre al giorno. 5 birre al giorno. Come capacità? La birra? Fa bene a birra. Sì, l'ho Brava. capito. Dico qua, grande, piccola, come la... Grande, Grande. Come Cioè, me. tu ti fai praticamente 5 birre grandi al giorno. al giorno. Perfetto. E riesci a tenerle tutte? Sì. Sei bravo. Allora mi imbiaco pure, Certo. mi è capitato. Sì. E quando ti ubriachi cosa fai? Andiamo a Cuico. Certo. Allora la prendi bene? Sì. La prendi con sonnolenza? Giusto. Va bene, in questo momento le telespettatrici che vorranno chiamarti o stanno decidendo di chiamarti Sì. ti stanno guardando e stanno praticamente per conoscerti. Vabbè. Come informazioni ulteriori, tu cosa sei disposto a fare per le telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando? Non so, vuoi dedicare una poesia o se no vuoi cantare una canzoncina Oh, non o ce vuoi la- raccontare una barzelletta? No, non ce la so, cantare questo. Oppure non lo so, vuoi ballare? Sai ballare?
Ma feravo, non mi ferro più. E come mai? L'età forse? Certo. Ok. Ci sono andato a scuola di ballo. Quanto tempo? Piccolo era. Fino a? Fino a 12 anni. Fino a 12 anni. Dopodiché basta. Basta. Ho capito. Barzellette ne sai? No. Niente. E invece come musica, che musica ascolti? Discoteca. E poi? La Basta. canzone napoletana ti piace? No. No. Perfetto, va bene Enzo. Un'altra cosa. Abbiamo detto noi, diciamo che tu passi il tempo andando in giro, nei bar. Tu ti puoi muovere, sei motorizzato? Sì. Cosa c'hai? La macchina. Che macchina? A Punta Rossa. La Punta Rossa. Quindi ti puoi spostare. Sì. Se viene praticamente una telespettatrice che telefona dalle zone di Trapani o dalle zone, non so, anche di Mazzara del Vallo, tu ti parti e la vai a incontrare. Perché qui funziona così, Vabbè. ti chiamano telefonicamente, tu ti incontri, vi conoscete, se andate d'accordo vi fate fidanzati. Sì. Ok? Ok. Cosa vai cercando tu praticamente nella nostra trasmissione? Tutto. Sì, dico, in sintesi, ti vuoi fare Fidanzato. fidanzato, quindi ti vuoi sistemare, Sì. ti vuoi creare una famiglia, Sì. Giusto? Certo. Perfetto. Amiche telespettatrici, avete conosciuto In delegato Vincenzo. Vincenzo, 38 anni di Marsala. Sala, che va cercando la sua anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare, non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Vincenzo è qui, sta aspettando e si vuole sistemare, si vuole creare una famiglia, giusto Vincenzo? Giusto. Cosa possiamo dire alle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e si aspettano che tu dica qualcosa? Ciao. Perfetto, belle parole. Va bene, amiche telespettatrici, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta, Vincenzo vi saluta e vi saluta naturalmente anche il ristorante Sciaramira. Ciao ciao. Saluta. Ciao ciao. Ciao ciao. Oh yeah.